Buongiorno cane! Cane, no, stai lì che piove, cane. E a van life fuori a casa della suocera si vede... No, sta musile, Dio caro. E poi mi dice perché sto quasi sempre ieso. A parte per la figa, vuol dire, ma a parte quella, che se il mare è molto pipetico. Cioè, domandi a Silvia Salerni, qua cantava, e la sera a casa di Luca si vede anche il mare, chi si trova... si imbriaga, parla, discute, fa sti simposi fatti di alcol e sicuramente anche di qualche ciavada, perché a sentire un il testo era una specie di non so, di ritrovo scambista. E dopo domande metti, perché stai eso? Fate domande. Ti consiglio vivacemente, oppure anche tranquillo, ste robette qua, un giorno magari farò un video, spiegherò cosa sono, ma più che altro anche come metterli, dove metterli, eccetera, eccetera. Cioè, caricare 25 ampere con la pioggia, cioè neanche 25 ampere più sto consumando, sto caricando tipo 35 ampere abbondanti con la pioggia, quasi 40, sì, perché se tieni conto degli antifurti, cazzi e mazzi. Ma il camper di 7 metri lo parcheggi dove vuoi. Quante bestemmie fantasiosissime oggi, ci è proprio dato sfogo alla fantasia. Te non hai idea di quante centinaia di euro costa sto copricerchio fatto fuori su per il marciapiede per star più in dentro, non andare in strada. Prima mattina anch'io come al solito mezz'ora in anticipo, che si tratti di lavoro o di altre cose. Sì, non è sempre quello che arriva a mezz'ora, un'ora di anticipo, sempre. Sì, no che sì, però anche perché adesso aspettati mezz'ora così, la prima mattina. Buongiorno Italia, eccoci qua, presa. Sono venuto a sapere che anche Lorenzo, nato straniero, che non ho più contatti perché ho chiuso Facebook, al Monster anche lui, ci avrei fatto una ciaccolata, ma non ho il numero di WhatsApp. Fremo un po', ma sto aspettando l'assicurazione, porca puttana. È da... vabbè. È da ore che aspetto l'assicurazione. E... codino devo toglierlo prima o dopo. Tolgo il codino dietro, ho segato il telaglietto, mi metto la targhetta corta. Sì, è un bel stop a LED più fino e verrà una figata sta qua. 28.000 km, Monster 620S depotenziata a libretto, non è nella realtà. 28.000 km era quella più nuova di tutte, tutti italiani certificati, mi ha fatto vedere tutte le fatture, tutto quello che è stato fatto, quindi gomme nuove, nuovissime. Quindi sì, ho fatto un mega affarone, pagata una monata. Che do coglioni. Vuoi andare via? Devo trovare un modo, un qualcosa per mettere il telefono, è uno di quelli che si mettono lì, in orizzontale, perché così non mi sta, a parte vabbè, per arrivare fin Jesolo. Vieni a vederla, Amy, dai, vieni. Guarda Amy, no? Vieni, ti do il permesso di uscire, dai, vieni, sì. Ecco. Visto? C'è un cassone. Questo CP. Il Chai Pai. CP! È un più assurdo. Cioè, sapevi qua me la. Noto una leggera differenza prestazionale tra Pullman e la moto, alla quale devo ancora dargli un nome. E non ti ho fatto video della moto perché preferirei, siccome, aspetta, cambia marcia, siccome mi ha stupito, diciamo che il Monster per me è stata una moto estremamente sottovalutata da me, poi per carità la gente ne parla benissimo, e mi farebbe piacere fare veramente un video dedicato a lei, impressioni e tutto quello che ci va dietro. È la stessa moto, guarda il destino, che ha nato straniero, che non lo sento da una vita, perché avendo tolto Facebook mi ha provato a sentirlo su Instagram, perché fate caso, oltre ad aver preso la moto compagna, lui è in Sardegna adesso, e quindi insomma gli ho detto, gli ho scritto su Instagram, ho detto vediamo se legge, ho detto guarda, volentieri ti offriamo un aperitivo là, una roba del genere, che cazzo gli ho detto, anche perché insomma bene o male da 7 anni che ci conosciamo, e così brindiamo anche per le moto, insomma, dai. So che non è interessante questa cosa, però volevo dire che non me la vedrai usare tantissimo perché non la terrò a Jesolo. Io la maggior parte del tempo sono a Jesolo per lavoro o per l'Alessia, soprattutto per l'Alessia, perché lavoro, adesso vado a lavorare un mese in Sardegna, quindi capirai. E quindi
insomma farà la fine di quello che doveva fare, nel senso una moto da usare solo per dei viaggi, soprattutto per raggiungere, ciao bello, quei posti dove in camper non ci potrei arrivare o dove avrei magari paura di arrivarci, tipo certi passi di montagna, cazzi e mazzi, che ne so, o in Svizzera, te capito? A Pullman Life, pazzesco, Cesco. C'è un Vensberg. Quelle. No, perché vabbè, non mi interessa nessuno sta roba, però cioè, ha del paranormale che di 4 maschere che abbiamo le abbiamo perse tutte e 4 e non è che da anni che non le usiamo, voglio dire, cioè roba. Abbiamo usate 8 mesi fa in Puglia. Ecco qua, chi che no, testa la skate. Guarda che forti i crucchi, vedi tu, i fa van life col furgon corto e dopo se c'ho il caretto perché non è sta roba. Cazzo, appena Monselice siamo. Ciao Matteo, ciao Erika. Non io, quello è un furgon foresto. Amico di Venezia, go vogliate parlamo. Sarà anche l'aria nuova, sarà che casa nuova. Amico di Venezia, go vogliate parlamo. I'm sick tonight, and I think to myself, colors of the rainbow, so pretty in the sky. How do you do? Ma le storie del Singano no, non finiscono mai. Se così finisce si va via, le resta da pagare con scampa fora. Canzone. La maglia delle pulline 7 giorni su 7 e mulande personalizzate ma ronda drio davanti sai fare baciare e quello che ho il fuoco la cameriera di Garda non vuole fare. Olfo, dai, certe canzoni che uscivano dalla chiavetta tarocca di Singano e tu in cerca delle stazioni era Luca Pacchera che sei Olfo a pizzarti la mano e tu che chiamavi carabinieri per stalking e catcalling e tutte che robe che vadrio. Silvia lo sai che Luca non ha ancora pinciato la cameriera. Silvia lo sai che ne tocca organizzare una comitiva Banda Sud. Silvia lo sai che gli è tipo 200 km di autostrada. Silvia lo sai che nessuno ne rimborsa i chilometri. Che profumo, un caprino veronese di sera, le sere di maggio. Olfo da che botte dai grandi prendevi, pacciavaghe, fette del formaggio. Comprato anche la moto, usata poco e dopo tengo in garage. Passo qua in autostrada col pulmino agli 80. Vabbè. Sì, luci di posizione. No, nessuno mi aspetta. Non so Reno, devo andare in Sardegna. Mare, so tutto un cagare perché gogo il blocco intestinale. Ma è vera sta qua, Prego, c'ho furga e dopo vai a cagare. Che cosa mi ripiene? Avrò da scaricare. E prima o dopo anche sì, se tutto un cagare, are, qua, Guarda ragazzi, guarda i camper americani, vedi? Quello a sinistra è il classico, il mansardato, no? Quello a destra che aveva un nome, non mi ricordo, guarda che roba, sarà lungo 10 metri. No, ma che camper?
Ah, il camper che vuoi mi? Ah, quel che te volti? Ho sempre detto. C'è anche Marco, quello Caldogno, quello sì, quello della doccia. No, non più la doccia. Ah, è vero. E allora ragazzo, da questa puntata in poi inizierà la serie, le puntate dove andremo a fare sto giro in Sardegna, in Toscana in Sardegna. Ma a te interessa sta roba, gira. Questo camperazzo enormissimo, quello di ti presenti i miei, là ti presenti i tuoi, ti ricordi tu che il VEA è laboratorio sotterraneo in tal camper sotto i gavoni, ti ricordi tu? Ciao, questa è una slide che si allarga. Madonna! Sì, Troppo invidioso. Ah, due ne ha lui. Ah, sono tutti assieme? Ah, ok. che storia. Buon viaggio. Ciao, bella Ducati là. Fate colletta, prendetemi il Ducati. Che tiene addosso? Oh, ci sarà un mutuo di autostrada, porca miseria. Ci abbiamo fatto da Venezia praticamente, esatto. E fino in Tuscany, fino a Livorno, porca miseria, tutta autostrada. Cristo al casello, prova a pagarli i pompazzi amore. Dopo non so dove che ti inserissi la macchinetta, perché non ti lo metto come una volta. 24 bomboloni erotti, però secondo me, vabbè, viaggio di merda perché l'autostrada è bruttissima, però se li risparmi, se guardi il cash risparmi. Tu dici, ah, mi piacciono i cash, cioè li voglio ottenere con me, non li voglio mandare via. La Toscana è sempre la Toscana, il solito discorso, non è che diventa Marche, Molise, la strada sembra non finire più, però cioè, finirà ovvio, cioè, abbiamo i mari, gli oceani. Devo dire che incredibilmente non ho trovato deficienti per strada, né con le macchine né con le moto. Sui camionisti parecchi, non che abbiano guidato come deficienti, però insomma erano molto stressati, li vedevi che si sfanalavano tra di loro, suonavano, mi fanno pena perché parecchi che sono carichi di stress non è certo benessere, insomma, quindi mi dispiace vederli così. Mancano 70 km all'arrivo, però sì, non sono bastati 50 euro perché giustamente con quello che costa il gasolio adesso avrò speso 55 o forse 50, vabbè, però insomma presi proprio molto stretti. Perché, ripeto ragazzi, toscani avete proprio delle strade di merda, ma veramente di merda, ma pure le superstrade, porca miseria. Siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli notipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Facciamo una tappa a Rosignano, ragazzo, la puntina l'avevi già vista, quindi cerca il solito discorso, te vai su YouTube, no? Invece di andare su Pornhub, te vai su YouTube e ti skinsi, no? In te ricerca e dopo ti scrivi qua a tastiera le puntine e ti venirà fuori le puntine del maiale. No, non c'entra un cazzo, le puntine spazio Rosignano, questo vale un fiamma a tutti i posti. Dove abito oggi? Un parcheggio dove calela un bus devo fare a van life, vedi tu, attento, tac, bus. E la sera a casa di Francesco si vede anche, no, il mare non si vede, fa come fosse casa tua, No, guarda il gamberetto qua, se vede il mare. Sì, no, ma siamo a 100 metri dal Mar de Vada, però non si vede da qua, lì alberi. Beh, c'è mai intanto. Sì. Troppo dolce. No, però buono. Bella Roma, un bel boccato finale, un bel autobus. Senti un boccato. Il liquorolo, Miller, Vuoi fare anche te un boccato? No, per carità, ma Miller te si resta in Rio a fare l'enologo. Gianni. Eccolo.